Strage di Barcellona, saranno celebrati i funerali di Stato per Luca Russo, il 25enne di Bassano, vittima dei terroristi. Ieri la visita del ministro Alfano, la fidanzata in ospedale, attesa per la data del rientro della salma. 7 detenuti islamici radicalizzati negli ultimi tempi e sorvegliati speciali nel carcere Due Palazzi di Padova, lo rivela il sindacato della polizia penitenziaria. Tragedia ad Arsiero, nel Vicentino, 17enne annega dopo essersi tuffato in un torrente, nulla da fare per il ragazzo, era in vacanza dalla zia. Litiga con il fidanzato e si butta dal terrazzo, 22enne di Padova, grave dopo un volo di 6 metri, un miracolo che la giovane sia sopravvissuta. La notte tra il 20 e il 21 agosto 2007 il massacro di Gorgo al Monticano, Lucia e Guido Pellicciardi trucidate dalle belve, poi catturate 10 anni dopo, il ricordo è ancora vivo. Paura stamane a Castelfranco, banditi armati di pistola rapinano il dipendente di una cooperativa che stava versando in banca l'incasso delle macchinette per il ticket in ospedale. Il paradosso provincia, Treviso lente con i conti che non tornano, unica tra le venete a non chiudere il bilancio, ora spera nei fondi per le province dissestate del Sud Italia. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, tornando a parlare della strage di Barcellona, con un Veneto e una Bassano del Grappa che attendono con trepidazione la data del rientro della salma di Luca Russo, il 25enne ingegnere di Bassano, è rimasto vittima dei terroristi sulla Rambla, tempi ancora lunghi per il rientro della salma. Intanto si aspetta anche il ritorno di Marta, la giovanissima fidanzata sopravvissuta all'attentato, che ha ricevuto la visita del ministro degli esteri Angelino Alfano, il quale ha confermato alla famiglia che saranno celebrati funerali di Stato per il ragazzo. Allora ci aggiorna su tutta la vicenda e sulle novità Barbara Todesco da Bassano del Grappa, in diretta telefonica. Barbara. Sì Nicola, si attende ancora l'ufficialità qui a Bassano, ma quasi certamente il governo indirà i funerali di Stato per Luca Russo, il giovane bassanese di 25 anni, vittima del terribile attentato terroristico di Barcellona. Per ora il governo ha avuto comunque modo di far sentire la propria vicinanza al padre di Luca. Ieri infatti il ministro degli esteri Alfano lo ha incontrato a Barcellona, dove l'uomo si trova per espletare tutte le pratiche necessarie al rientro della salma. Rientro la cui data per ora non è ancora stata stabilita, come non è ancora chiaro quando rientrerà a casa anche Chiara Scomazzon, la fidanzata di Luca, che è rimasta fortunatamente ferita solo in modo lieve sulla Rambla. Ieri Chiara ai giornalisti che l'hanno incontrata in ospedale ha raccontato proprio quei terribili momenti. Eravamo vicini al nostro albergo e stavamo attraversando la strada, ha detto volevamo andare a vedere dei negozi, lo abbiamo fatto però nel momento sbagliato e siamo stati falciati alle spalle. Chiara ha saputo solamente sabato che il suo Luca non c'è più, da quanto ci ha detto anche lo zio, sta reagendo bene a questa notizia, per quanto ovviamente la ragazza possa reagire bene a una notizia del genere. Luca, lo sappiamo, era un grande tifoso del Torino Calcio e ieri in occasione proprio dell'inizio del campionato il giovane è stato ricordato anche dall'allenatore del Granata, Sinisa Mihajlovic. Allora prima di lasciarvi vi faccio sentire proprio le parole dell'allenatore del Torino Calcio. Mi dispiace anche di non aver vinto, perché volevamo dedicare questa vittoria a Luca Russo, un nostro tifoso morto a Barcellona, e purtroppo non siamo riusciti. Queste le parole di Mihajlovic, allenatore del Torino, proprio in ricordo di Luca Russo. Siamo consapevoli da tempo dei pericoli che incombono sul nostro paese. Abbiamo approntato un sistema di collegamento delle nostre forze di polizia e delle strutture dell'intelligence che supportano le decisioni. Proprio da oggi, ha detto il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico, in tutte le province italiane si terranno comitati provinciali per l'ordine e per la sicurezza pubblica, ai quali verranno invitati i sindaci delle città, perché possa essere definito situazione per situazione un piano teso a predisporre tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza. Comitati che evidentemente diventano periodici e non saranno più a lunga scadenza, ma che con l'avvicinarsi di grandi eventi e comunque dopo questa strage saranno sempre più fitti. Nel frattempo l'estremismo e il fanatismo islamico prolificano, soprattutto, come sappiamo, nelle carceri. Qui spesso prendono vita percorsi di radicalizzazione e anche al carcere Due Palazzi di Padova, secondo i sindacati penitenziari, ci sarebbero ben 7 islamici sorvegliati speciali.
Il carcere terreno fertile per la radicalizzazione. Oggi più che mai, all'indomani dell'attentato di Barcellona, i penitenziari italiani sono monitorati con attenzione. Nelle celle della casa di reclusione di Padova ci sono 7 sorvegliati speciali tenuti sotto stretto controllo dalla polizia penitenziaria. A rivelarlo è il coordinamento regionale CGIL penitenziari. Si tratta di musulmani arrestati per reati abbastanza comuni come spaccio di droga, furto, rapina e lesioni, ma il processo di avvicinamento all'Islam estremo inizia una volta finiti in carcere, un percorso che li può portare a posizioni così fanatiche, tanto che una volta usciti di prigione potrebbero compiere gesti estremi in nome dell'ISIS. I sindacati penitenziari chiedono maggiore formazione degli operatori, i primi e gli unici in grado di accorgersi per primi di quanto accade dietro le sbarre. Gli operatori chiedono i sindacati devono essere forniti di strumenti per capire i segnali di chi si sta radicalizzando. Al Due Palazzi 7 detenuti avrebbero manifestato comportamenti sospetti. Nei mesi scorsi in città già altri nordafricani erano stati espulsi. Il primo, un tunisino sorpreso più volte a correre nudo in Prato della Valle urlando Allah Akbar, era stato accompagnato al CIE e una volta rientrato in Italia era stato nuovamente espulso. Rintracciato a Padova ed espulso anche un altro tunisino accusato insieme al fratello di apologia del terrorismo per alcune frasi preoccupanti scritte su Facebook e inneggianti al Daesh. Restiamo a Padova con la cronaca, un litigio che finisce in dramma perché una ragazza si getta disperata dalla terrazza ed ora è gravissima in ospedale. Ci dice tutto al telefono da Padova Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno da Padova, una discussione col compagno e poi il volo da 7 metri d'altezza. Ha rischiato di finire in tragedia una banale lite tra fidanzati avvenuta domenica sera a Padova. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio quando è iniziata la lite furibonda, forse a causa della gelosia di questa ragazza di 22 anni di origine marocchina che aveva scoperto alcuni messaggi inequivoci nel cellulare del fidanzato, un 24enne di origine toscana ma residente da tempo a Padova. La lite è degenerata fino a quando la ragazza all'improvviso è uscita sul balcone e è salita a cavalcioni sul muretto e si è buttata di sotto restando a terra immobile. Sul posto è arrivata subito l'automedica e l'ambulanza del SUEM che hanno ricoverato la giovane in ospedale dove non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri giunti sul posto hanno controllato la casa e verificato con i testimoni l'esatta dinamica di quanto accaduto. Anche il fidanzato è rimasto in caserma diverse ore per confermare la sua versione dei fatti che coinciderebbe con quanto descritto dalle altre persone che erano presenti al momento del litigio furibondo. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, buon lavoro, gravissima ma viva questa 22enne di Padova. Purtroppo invece non c'è stato nulla da fare per un 17enne protagonista, vittima di una tragedia di ieri ad Arsiero nel Vicentino. Era in vacanza con la zia, si è tuffato in un torrente e non ce l'ha fatta. Ci racconta tutto da Vicenza Carlo Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori da Arsiero dove si è consumato un vero e proprio dramma, un 17enne è annegato davanti ai parenti. Trattava di un bagno in compagnia per divertirsi, rinfrescarsi in queste sere d'agosto, poi in un attimo è esplosa la tragedia, forse un malore, neanche il tempo o la forza di chiedere aiuto prima di sparire nell'acqua gelida del Lastico. Cristian Anin, 17 anni, originario della Costa d'Avorio, è morto così, nella pria, sotto gli occhi atterriti di amici e parenti. Inutile il tentativo coraggioso e disperato di 2 ragazzi del paese di buttarsi in acqua per cercare di trarlo in salvo. Quando hanno individuato il corpo, ormai ad alcuni metri di profondità, era già troppo tardi. Il dramma si è consumato verso le 8 di sera di domenica. Il ragazzo, residente a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, si trovava ad Arsiero con la zia e i cugini residenti a Tiene, con i quali stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza, una vacanza che però purtroppo si è conclusa con questa tragedia irreparabile. Direi che da Arsiero è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Carlo Inghilleri. Adesso torniamo a parlare del duplice omicidio di Mira, perché i funerali dell'infermiera e dell'agente di polizia, il marito che l'ha uccisa si è poi tolto la vita, si potrebbero tenere congiuntamente a Marghera nei prossimi giorni.
Un addio congiunto, quello per Sabrina Panzonato e Luigi Nocco, l'infermiere e l'agente, i cui funerali potrebbero tenersi già in settimana a Marghera, così secondo il volere di entrambe le famiglie, come gesto d'amore per i due figli che nella tragedia sono rimasti orfani prematuramente a 15 e 17 anni. Atteso nel frattempo per oggi, lunedì, il via libera della magistratura per i funerali. L'addio nella chiesa di San Michele a Marghera, con molta probabilità, quartiere d'origine di Sabrina, dove abitano tuttora i genitori distrutti dal dolore per aver perso la figlia uccisa a soli 52 anni con un colpo di pistola dal marito poliziotto, che poi si è tolto a sua volta la vita con la stessa pistola d'ordinanza rivolgendola su di sé. La tragedia alle 9 del mattino di giovedì scorso, 17 agosto, e intanto continuano e si susseguono i gesti d'amore per i due figli rimasti orfani. Dopo la colletta messa in atto dalla Questura di Venezia, anche un nuovo gesto di aiuto, anche economico, a favore dei figli lanciato dai colleghi della donna uccisa, apprezzata infermiera nel reparto di neurologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Così anche dal mondo della politica locale, con gli ex consiglieri comunali di Mira, dove Sabrina e Luigi risiedevano. Una tragedia di pochi giorni fa, una tragedia di 10 anni fa, ma che nessuno dimentica. Era la notte tra il 20 e il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano. Il massacro di Gorgo al Monticano è ancora nel ricordo di tutti i trevigiani, ma anche di tutti i veneti. La notte dell'orrore, la notte in cui per la Marca trevigiana qualcosa cambiò, la notte in cui Lucia Comin e Guido Pellicciardi si trasformarono da tranquilla coppia di custodi nel simbolo involontario di quanto il crimine possa diventare feroce, assurdo, mostruoso. La notte in cui finestre e portoni si serrarono per sempre in una provincia che già conosceva la violenza delle rapine nella propria casa, ma che da allora visse con una paura inconscia ancora più forte. La notte tra il 20 e il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano, via Sant'Antonino, 49. 180 colpi di cacciavite spranga per trucidare Lucia e Guido, alla caccia di soldi che i due non potevano avere. Appena 600 euro per le belve, Arthur Lesci, Naim Stafa e il basista Alin Bogdaneanu. I soldi nella dépendance, non quelli che le belve sotto l'effetto della cocaina cercavano, la cassaforte della villa a fianco. Un omicidio che scosse le coscienze e terrorizzò tutti. Dolore e commozione per Daniele, il figlio che da guardia giurata arrivò per primo sul luogo dell'orrore e che non ha mai smesso di ricordare a tutti cos'è accaduto. Fu una caccia all'uomo serrata per i carabinieri che si trovarono di fronte una scena mai vista. In poche settimane gli investigatori riuscirono a bloccare i mostri grazie a una traccia di sangue e alle intercettazioni telefoniche. Alin messo sotto torchio, poi gli altri due. Volti che rimasero impressi nella mente dei trevigiani e veneti, volti come quello di Lesci che in un sopralluogo con gli investigatori ripercorse quei momenti terribili. La borsetta dov'era? No. Si impiccò in carcere in dicembre Lesci, mentre Stafa fu condannato all'ergastolo e Alin a 18 anni in un processo che tutti seguirono per vedere chiusa fino in fondo quella terribile storia, che chiusa fino in fondo definitivamente non è. Nulla da fare per il quarto uomo che gli inquirenti sono convinti si trovasse in quella stanza dell'orrore, non sarà mai trovato. 10 anni impossibili da dimenticare, uno spartiacque per la Marca, la notte in cui ognuno si sentì meno sicuro, anche fra le proprie mura. E questa sera, come ogni anno, la messa in suffragio a Gorgo al Monticano alle 19 in suffragio di Guido Pellicciardi e Lucia Comin, che quest'anno ovviamente assumerà un significato particolare per il decennale. E poi lo ricordiamo, il 15 settembre, la serata per non dimenticare, organizzata da Daniele Pellicciardi, proprio per non dimenticare a 10 anni quella terribile vicenda. Il 15 settembre un evento importante del ricordo e della memoria. Intanto la Marca fa i conti con la sicurezza e con la criminalità giorno per giorno, e allora stamane a Castelfranco una pistola in pugno, due banditi che hanno rapinato un dipendente di una cooperativa con l'incasso dei ticket dell'ospedale. Sentiamo. Rapina a mano armata questa mattina a Castelfranco. Due uomini armati di pistola
hanno teso un agguato al personale della cooperativa che si occupa di raccogliere l'incasso delle macchinette per il pagamento del ticket in ospedale. Gli operatori della cooperativa stavano per versare l'incasso nella filiale di Banca Intesa San Paolo in Borgo Treviso a Castelfranco, quando sono stati fermati in prossimità dell'ingresso da 2 persone armate di pistola, che li hanno obbligati a consegnare loro i soldi. I malviventi se ne sono andati con un bottino di alcune migliaia di euro. Abbiamo visto la domenica tragica ieri ad Arsiero con la morte del 17enne che è annegato nel torrente. È stata una domenica tragica anche in Marmolada con un turista bulgaro che è morto dopo aver causato un malore mentre era salito con una comitiva sulla ferrata di Punta Penia. Allertato alle 11:20 il 118 ha inviato l'elicottero del suo Invipieve di Cadore. Purtroppo però per il turista che aveva lamentato dolori alle gambe precedentemente non c'è stato nulla da fare. E adesso una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo ancora fra poco con tanti servizi. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca di nuovo da Treviso, un principio di incendio che poteva avere conseguenze ben peggiori se non fossero intervenuti subito i vicini stamani. Vediamo. Ha rischiato di essere avvolta dalle fiamme dal principio di incendio della sua terrazza. Momenti di tensione questa mattina in vicolo Pescatori a Treviso. Erano passate da poco le 8:30 quando dal terrazzo di questo appartamento hanno iniziato a sprigionarsi le fiamme, probabilmente innescate da una sigaretta caduta su un sacchetto della spazzatura. La proprietaria, una donna di circa 40 anni in preda al panico, ha iniziato a gridare chiedendo aiuto. Subito da un bar vicino, con mezzi di fortuna, hanno cercato di raggiungere il terrazzo per spegnere le fiamme e portare in salvo la donna che minacciava di buttarsi nel vuoto. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autobotte e l'autoscala, mentre il personale della polizia municipale bloccava il traffico da Ponte San Martino. Pompieri che alla fine hanno provveduto a forzare il portone d'entrata dell'abitazione per mettere in salvo la donna, mentre con un idrante dall'esterno hanno subito spento le fiamme. La quarantenne, che vive da sola e attualmente viene seguita dai servizi ospedalieri, è stata successivamente soccorsa da un'ambulanza che ne ha provveduto il ricovero in quanto in stato di shock. A proposito di fiamme, non sono mancati incendi causati da fulmini durante la nottata tra sabato e domenica, il maltempo che si è abbattuto ancora una volta su tutto il Veneto. Allora, per dare un punto alla situazione, soprattutto per la conta dei danni, sappiamo che la maggior parte degli interventi sono stati effettuati nella provincia di Venezia. Ci colleghiamo proprio con la provincia di Venezia, con la nostra Anna Maria Parisi in diretta telefonica per uno sguardo generale sulla conta dei danni. Anna Maria. Sì, buongiorno. Prosegue la conta dei danni per il maltempo dello scorso fine settimana che con grandine e forte vento ha abbattuto alberi, divelto cornicioni e pali della luce un po' in tutto il Veneto. Abbiamo visto anche disagi lungo le varie sedi stradali in tutta la nostra regione, tantissimi soccorsi anche per incidenti stradali. Oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutte le province, dei quali 64 gli interventi nella provincia di Venezia per piante, cornicioni pericolanti e 2 barche in avaria. Nel Trevigiano invece una trentina gli interventi solo in città, ma anche a Macerata, Castelfranco, Montebelluna, Loria e Ponzano Veneto per piante e rami pericolanti dovuti alle forti precipitazioni. Un fulmine a Godega di Sant'Urbano ha colpito un'abitazione innescando pure un incendio. Cambiando provincia, 28 gli interventi di soccorso nel Padovano con forti danni da grandine, in particolare nel comune di Cadone, che con l'abbattimento di piante, pali telefonici ed elettrici. A Vicenza 17 gli interventi per i danni nei comuni in particolare di Schio, Berganze, Sandrigo, Rosà, Son, solo per citarne alcuni, con i vigili del fuoco che sono intervenuti anche a Chiampo per soccorrere una coppia di anziani finiti fuori strada a causa della scarsa visibilità. Un fulmine a Nogarole ha colpito una pianta innescando pure l'incendio di un albero caduto in strada. Tempo che ora, secondo le previsioni, si è assestato con temperature meno afose dei giorni scorsi e con prevista una nuova ondata di caldo per questa metà fine settimana. Ed è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie Anna Maria Parisi. Coltivava la marijuana nell'orto di casa, per questo i carabinieri hanno arrestato un 44enne residente a Fiesso Umbertiano nel Rodigino. L'accusa per lui è di spaccio e coltivazione di stupefacenti. Sotto sequestro 25 piante di marijuana alte circa 2 metri e in alcune serre dell'orto dietro casa, come vediamo nelle immagini dei carabinieri. Nell'abitazione sequestrate una trentina di grammi tra hashish e marijuana, nonché un bilancino di precisione per la pesatura dello stupefacente e anche un'altra serra completamente predisposta per la coltivazione della cannabis. Adesso l'economia, perché notizia di stamane, la multinazionale italiana di costruzioni Parmastelisa, che come sappiamo ha sede a Vittorio Veneto, è stata ceduta dai giapponesi della Lixil al gruppo cinese Grand Land per 467 milioni di euro. L'acquisizione del marchio, si spiega nel comunicato della multinazionale, consentirà a Parmastelisa di unire le proprie complementarietà con un'altra azienda leader di mercato di dimensioni globali. L'attuale AD di Parmastelisa, Riccardo Mollo, che ricoprirà lo stesso ruolo dopo il completamento dell'integrazione, ha assicurato che la società italiana manterrà la sua autonomia a livello operativo. Con un giro d'affari di 1,4 miliardi di euro, il gruppo italiano, fondato nel 1973 e con sede a Vittorio Veneto, è tra i leader, come sappiamo, mondiali nei rivestimenti architettonici in vetro e acciaio per edifici. Ancora economia, parliamo però di peso fiscale. Il Veneto è tra le regioni italiane con il minor peso fiscale locale, addirittura in diminuzione del 13,7% nel 2016 rispetto al 2015, il tutto senza la benché minima autonomia di manovra, con un bilancio a destinazione libera quasi azzerato dai tagli delle ultime finanziarie nazionali. Lo evidenzia oggi il presidente della regione Luca Zaia, commentando i dati sulle tasse nei territori elaborati da Banca Italia e pubblicati oggi da un quotidiano economico nazionale. In 7 anni, fa notare il governatore, siamo riusciti a far risparmiare ai veneti 1 miliardo e 900 milioni di euro di tasse, evitando di applicare addizionali IRPEF regionali e ticket sanitari locali aggiuntivi rispetto a quelli introdotti dallo Stato. Intanto come lo sappiamo, gli enti delle province hanno grosse difficoltà invece, nonostante gli anni virtuosi, a mantenere i propri conti a posto. Tra queste l'unica a non aver chiuso il bilancio, come sappiamo, è la provincia di Treviso, che è in grossa difficoltà, e il paradosso è che adesso spera nei fondi dello Stato per le province dissestate del sud. Ed è paradossale perché in Italia vengono premiati non i virtuosi ma coloro che non sono virtuosi, chiamiamola così. Amara considerazione del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, per una situazione che vede l'ente del Sant'Artemio in procinto di ricevere fondi dallo Stato perché è quasi in dissesto di bilancio. In pratica, se prima con i conti a posto i soldi andavano solo a Roma, ora con i bilanci in rosso i soldi tornano da Roma. Oggi stanno discutendo sulla ripartizione di determinate somme per enti provincia come quella di Treviso che non avevano al 30 di giugno presentato uno schema di bilancio. Questa era la situazione della provincia di Treviso. Siamo in attesa di capire con quali criteri ripartiranno le somme che il decreto per il Mezzogiorno ha destinato a quelle province che si trovano in questa situazione. Sì, avete capito bene, la Marca è equiparata alle province del sud che da tempo non riescono a chiudere i conti e che per questo ottengono sovvenzioni da Roma. E questo perché la provincia di Treviso, unica in Veneto, è arrivata al punto di non ottenere il via libera dei revisori di conti. Una situazione di imbarazzo per un ente che fino all'ultimo ha cercato di stare alle regole imposte dallo Stato e che, non rispettandole più, paradossalmente viene premiata. Insomma, a non essere virtuosi si è premiati. È l'amara verità, mi creda, io che governo oggi, ho questo privilegio di governare una provincia che era il fiore all'occhiello delle province italiane, trovarsi in una situazione di non virtuosità pesa sulle spalle di uomini come siamo noi trevigiani e noi veneti. Quindi quando è che si saprà poi l'entità, diciamo così, del contributo, del sostegno da parte dello Stato? Verso metà settembre dovranno delineare i criteri e capiremo se con quella somma riusciamo a presentare uno schema di bilancio. Siamo in chiusura, io vi ricordo che se avete un problema, un disagio da sottolineare, da mostrare per cercare di risolverlo, potete rivolgervi allo Dico ad Antenna, la nostra rubrica, con una mail a redazione @antena3.it se volete scrivere cosa non va, oppure una chiamata alla segreteria telefonica allo 0422 023 0898, oppure un sms o WhatsApp al 351 175 5340 per poter
allora segnalarci il vostro problema. Vi ricordo anche in chiusura l'appuntamento con 20:10, questa sera come sempre il consueto approfondimento dei nostri notiziari, dei nostri telegiornali, e in diretta in studio con Marta Marangon ci saranno Roberto Grigoletto, vice sindaco di Treviso, e Sandro Zampese, consigliere comunale della Lega Nord. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Venti da nord portano un clima più fresco su tutta Italia, tuttavia sul nostro territorio a prevalere sarà il sole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo un po' più di nubi sparse sulle pianure centro-orientali, ma senza altre conseguenze. Temperature in lieve calo con massime tra i 23 e i 28 gradi, minime sui 14-21 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo tanto sole e bel tempo ovunque. Le temperature però sono attese in calo per una circolazione più fresca settentrionale, valori massimi tra i 25 e i 27 gradi, minime previste intorno ai 13-15 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige, anche qui sole e bel tempo, salvo una maggiore parziale nuvolosità sui settori alpini di confine. Temperature anche qui in lieve calo, massime sui 26-29 gradi, minime previste mediamente sui 13-15 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.